E si attim proprio a chi tal cor di Pesaria, un paese dei tristimps, con chiasos fattos in club, con chiasos che sconto la loro storia, come ho chiesto di fronte di nuovo, di devor di nuovo, che è la chiesa di Remigio Solari e di Alfeo Fermo Solari. Ecco, a chi i sincul figli di Alfeo Solari, che non conterà la storia di Questar Lois, tan partacà conta la storia dopo la rimpi in davanti. Sì, buondì, nel 1936 la Fratelli Solari, che aveva internamente un inventore eccezionale che si chiamava Remigio Solari, hanno costruito per le poste di Napoli un orologio monumentale che aveva come altezza dei numeri in cifre romane 2 metri e delle numeri minute e ore di 60 centimetri. È il primo e unico orologio nel mondo che costruisce il numero attraverso una matrice di palette. Quindi la matrice di palette corrisponde a un numero, a 0 o 1, e quindi con queste capacità per costruire un numero si utilizzano 35 palette. Questa è un'invenzione incredibile, perché se voi provate a prendere un quaderno per costruire i numeri attraverso, diciamo, una matrice di quadrettini, avete difficoltà a fare la sequenza da 0 a 9. Quindi questo è un orologio incredibile, sia per le soluzioni tecniche adottate, ma soprattutto per la capacità estetica di progettare su richiesta delle poste di Napoli un orologio monumentale con queste dimensioni, con queste cifre. Qui nasce l'orologio a palette nel mondo. A chi al nascete l'inventor che l'arloi, come i sintin cui calmettevo ad che facevo il montaggio di questi arlois. Certo al ceo che viene un paese al che c'è il mios di mai, las rojos floridos, lo signori non ha mandato in che lo sariali, c'è podine via di pim. Sensati che l'ambiente naturale di Pesaris stimola la creatività delle persone, che aveva tempo di pensare, io dinto una bella natura, ma anche di esprimere esteticamente la bellezza dell'orloi. Alla desestate non mo cossario, e si venuto proprio sul puesto a Pesaris, in là che vignevo ich diaris installats che stiarlois. Tu mi has detto prima, ma se tu sapessi che fa Dio? Allora, questa qui è un orologio pilota. Noi facevamo i pilota e avevano una segnalazione, si dice che dava un impulso, la ferrovia volevano 7 10 o 30 secondi. E lui, se noi ospedai così, lo facevamo a ogni minuto, dava un impulso agli orologi, così questa qui era come la centralina, e così gli orologi erano i compagni attorno. E questa qui noi l'abbiamo fatto in base che diventa il primo orologio che si chiamava OS, era bislung, il movimento di questo OS era fatto a pendolo. Dopo quell'evoluzione, una roba che abbiamo fatto anche che altri tipi a timbra cartellini. E allora qui noi con questa segnalazione si arriva a fare che sbielo orologi. Perché questa qui aveva un tipo di movimento quando era ristretto piccolo, come le più grandi abbiamo fatto un altro sistema che dà l'impulso a tutta questa squadra di cams qui, che sono collegate tra di loro, hanno la susta per dare il colpo al tipo di orologio. E lui partisce e dà il colpo ogni minuto. Al vanno avanti si cambia il colore delle palette. Come alle fermate, tu ti chiamalo. Sì, allora come io scelgo, perché ne sempre qualcuno che si presto ad una mano, ma vuole a volare una mano duci di audaci, capisci? Perché quando è orologi che non vanno, orologi che vanno, allora io dico, o li mettersi d'accordo, o di audaci, comunque deve un po' di manutenzione, perché pesare tira tanta in scolarescas, in vecchios, gitas e così. Allora se sbien, anche io dico, c'è mo che funziona la roba, perché le brutte che uno arrivi e non li ode all'orologio. Come il primo che viene a KU, che sta KU alle aga, che la cascata e via. Capisci? Volere fatto anche che lei. Allora, gli arloiars che sono in pensione, che si dice da fare, a fare manutenzione. Grazie a me.
Questo bielo chiaso da 1950 è uno chiaso dei grandi de fameo dei solari. Quai solari al CEO? Praticamente i fis diretti di Giovanni Battista, che è stato praticamente il promotore dello sviluppo commerciale che è venuto in Dalmazia e finta al Montenegro e sono arrivati finta a Creta, l'isola di Creta. Quindi questo grosso sviluppo commerciale ha consentito praticamente alla famiglia Solari di avere una capacità economica per poter costruire le case per i loro figli. I figli erano, si ripetono sempre gli stessi nomi, qui abbiamo un altro Giovanni Battista, un altro Ugo Solari che sarebbe figlio di Giacomo Solari e a fianco, qui vicino a questa casa, è la casa di Fermo Solari e di Remigio Solari. E trosta arlois da Chiampaniali sono stati mettuti giù al Montenegro, Dalmazio, Istria. Più di 600 orologi da torre e noi chiattiamo in questi paesi dei musei che contano la nostra storia, con gli orologi solari all'interno dei musei. E voi se pesario e gli bielo è ben conservato, no? Alle grazie anche de fabbrico di aziende solari che continuano dopo 300 anni, che vi veduto passare in foresta. Questa è una storia praticamente importantissima perché dimostra che la tenacia, la capacità di trasmettere le competenze, la capacità di costruire la passione per costruire orologi è stata tramandata da padre a figlio, da padre a nipoti e continuata per secoli. Allora, devor di nuovo, vi la chiesa dall'Arloi 1600, che hanno conto tutta la storia al CEO. È il simbolo dell'orologeria pesarina, è la casa dell'orologio. Questa casa dell'orologio è stupenda in quanto vi un quadrante in pietra. Vi l'indicazione del quadrante sia le ore, sia i giorni a settimana, sia dei mesi e i simboli zodiacali. Quindi è quasi un orologio astronomico. Sotto l'orologio andava una meridiana con doppia lettura, ora italica e ora oltralpe, che consentiva praticamente di correggere l'ora a mesdì, cioè a mesdì in base al sole calcolava diretto in che spunto chi, si sapeva esattamente l'ora del sole che era l'ora che determinava la precisione dell'orologio. E questa qui al CEO non sta di l'intelligenza, l'ingegno dei nostri dei sì antenati. No, non arlois di uno facciato, l'ubiel cantonale in Piero fatto a mano e anche una fresca da Leone di San Marco. Che per noi a Pesaris, l'orologio di San Marco racconta la storia dei Kramars, cioè praticamente qui vicino a questa chiesa qui, viene una chiesa della Pesa, che là che praticamente si arrivava alle merci d'Oltralpe, che si arrivava a Pesaris, veniva applicata le tasse dell'epoca per Venezia e quindi qui a Pesaris si aveva una muda. E la muda di Pesaris all'epoca, i chiacchierini che stiamo qui, era superiore a quelli di Sappada. Quindi vuol dire che la strada commerciale di Pesaris per passaggio per arrivare su a Innsbruck, a San Candido, facendo il passo di Montecroce Carnico, era praticamente preferita rispetto alla strada che passava da Tomie e scalava verso Sappada. Questa l'ha scritto Gortani. Pesaria e Noa no Marlois, ma è anche la chiesa che è nasciuto un papo. Pensai, io e al CEO Solari siamo proprio di fuori questo chiesa che come hanno fatto un ristorantino tradizionale. Però interessante sapere la storia di questo papo che si chiamava Mauro Cappellari. Ecco, il papà di Mauro Cappellari è nasciuto da questa chiesa qui e dicono che era un tessitore, dopo lui come tessitore si è spostato per esercitare la sua arte nel Cadore per arrivare dopo finta a Belun. Quindi il tragitto, cioè noi abbiamo uno storico importante che conta la storia nel Museo Gortani di Tolmezzo, che non conta, lui ha fatto la ricerca storica di tutta la genealogia dei Cappellari e l'ha ricostruita cronologicamente la nascita del Papa e quindi conferma questo tipo di informazioni.
Interessante. Allora come si intima al cielo la voci dei frutti e è così famoso Pesario che la scolarescos come che finisce la scuola e meno i frutti a vedere il paese e guardare. Sì, noi desideriamo praticamente che i frutti resti affascinati dal movimento, dal ticchettio degli orologi. Noi la chiamiamo l'arte cinetica perché rappresenta una meccanica in movimento ed è una forma artistica. Infatti gli orologi d'attore sono classificati nell'arte cinetica perché si otto i movimenti dei pesi, del suono, e quindi è un'arte ormai diventata notevole a livello mondiale. E vin come precursori di questa storia sia Dante, che racconta la storia del ticchettio dei orologi, sia soprattutto l'invenzione di Leonardo da Vinci, che ha costruito i disegni degli orologi da torre e anche di tipo astronomico. Di sicuro degli orologi più interessanti che viene qui a Pesario è questo orologio ad ago. È poggiato proprio di flanco di questo palaccino, no? Dal 1600. Era la palaccino del fiduciario di Venezia, Gismane io chiamavo. Dopo è passata a Atos Fameos e come le Amanzio Solari, gli ha messo su un bel ristorantino che si mangia tradizionale, però dentro alle lasciato come prima. Allora Amanzio Solari al curo che starloi. Sì, Amanzio Solari non solamente al cura che starloi, ma si è occupata a favorire la costruzione del primo museo di orologeria a Pesarina, creando un gruppo di artigiani ex dipendenti della Solari che si sono messi assieme a fare la raccolta degli orologi storici e hanno presentato in una casa del sacerdote che viene a Chisora. Amanzio Solari ha curato la manutenzione di tutti gli orologi che noi viene esponuti sul percorso espositivo museale all'aperto a Pesaris, che rappresenta un'espressione artistica e tecnologica e creativa che hanno i pesarini, gli artigiani di Pesaris. Che il fatto di riuscire a costruire un orologio ad aga che viene alimentato dalla sorgente dall'aga che gira su una pala a forma di mulino, un fusone mulino che arriva praticamente a mantenere una precisione nell'avanzamento dei meccanismi, perché hanno studiato un'invenzione che consentisse praticamente di mantenere una costante nell'avanzamento. Quindi internamente a questo orologio qui hanno un brevetto che modifica, perché l'aga cambia come intensità e quindi la velocità da ruveda dal mulino cambia, mentre l'orologio mantiene la precisione esatta governata da un pendolo. È un'espressione artistica, tecnologica e creativa degli artigiani. Esprime anche la capacità che hanno i pesarini di costruire, anche proprio tal sangue, la costruzione degli orologi meccanici. E poi vedere proprio girando il paese questo inventivo, questa passione e questo amore proprio per gli orologi e per l'ortiero. Se viene appena veduto che l'orologio ad ago, tu mi hai detto al CEO, le uniche tal suo genere in tutto il mondo. E con l'idea di tutti gli orologiari, se l'hanno brevettato tutti gli orologiari di Val Pesarino. Ma abbiamo un altro maraviglio qui. Spiegami l'orologio a Carillon. Ecco, il progetto c'è una delle caratteristiche dell'orologeria alpina, è l'orologio che aggiunge al movimento del tempo, quindi il battito da horas e dei minuti, e anche alla musica del locale o festiva del territorio che identifica la tradizione della nostra Int. Questo tipo di meccanismo è praticamente ottenuto attraverso un movimento di un cilindro che gira, che ha tante puntine interne che si agisce su delle leve e ogni leva corrisponde a un battito sulla campana. La composizione del suono delle varie campane è consentita di costruire la parte musicale. Al CEO, ciò che mi incuriosisce, i pios sono
che è al centro picchettata a man, che là ti ha un clap chiattato per così e che là ti spieghino c'è calè. Ecco, quando si ottengono l'oidator, praticamente per capire il battito delle ore e dei quarti d'ora, bisogna vedere praticamente il numero di pesi. Allora, un peso è dedicato all'avanzamento del tempo, quindi alla misura, la precisione del team. Gli altri 2 pesi, uno è dedicato al suono delle ore e uno è dedicato al suono dei quarti. Quindi, quando si chiatta praticamente un orologio con 3 pesi, significa che è un orologio che suona le ore, i quarti d'ora e ribatte anche le ore e i quarti d'ora. E qui che non sin Calvino intormies di che si intarà a suonare e la sera mi par l'Ave Maria di Lourdes. Sì, questa praticamente noi le persone che si arriva a Pesari si resta affascinata, si aspetta sempre l'ora per sentire la musica dall'orloi. E questa è una caratteristica in questa di origine alpina, perché viene dei musei sia in Olanda che in Germania che sono musei carillon, cioè praticamente là che il tempo è misurato attraverso la musica. Come i sinte chiesa da Pesa, sempre a Pesaris, una biela costruzione a volts, ad archi, si direbbe per italiano. In dulac è ospitato il museo dell'Arloi. Il museo che contiene tantissimi arlois. Allora al CEO, ecco magari tu conto che smodellini. Sì, allora noi come associazione Amici Rosieria Pesarina abbiamo ritenuto di coinvolgere le scuole per poter far conoscere la storia dell'orologeria della meccanica partendo da Leonardo da Vinci. Abbiamo costruito il primo sistema di visione del tempo che aveva realizzato Leonardo da Vinci. Da Leonardo da Vinci si è passato a Galileo che inventa l'orologio a pendolo. Da Galileo si è passato a Harrison che conta il calcolo della longitudine. Quindi qui praticamente con questo orologio qui finalmente le navi potevano portare le merci senza rotture, senza poi per quantità enormi. Gli inglesi hanno dato un premio di 20.000 sterline dell'epoca, che sono centinaia di milioni di VE, per poter fare un orologio preciso che consentisse di calcolare esattamente la posizione longitudinale delle navi. Da questo modello qui si passasse a un modello di estrema precisione che serviva per poter governare il tempo con gli osservatori astronomici, che era diventato lo standard per poter comunicare un'ora unica a livello nazionale, e dopo si è arrivati alla prima invenzione dell'orologio elettrico. Questo orologio elettrico qui utilizza l'elettromagnete per dare l'impulso al pendolo quando oscilla, quindi diventa estremamente semplice, quindi non serve più il peso, ma la forza per poter mantenere l'oscillazione costante viene data da questo elettromagnete che entra in funzione quando lui al misura che l'oscillazione dal pendolo è inferiore. Quindi questi sono i modelli didattici che noi costruiamo da scuola, facendo fare progettazione in 3 dimensioni, stampa laser, e sono
modelli con costi bassissimi, cioè un modello così come materiale si intorno ai 50-60 euro. E sono fondamentali per capire comunque l'orologio. I siti sempre all'interno del Museo degli Arlois. È un spettacolo. I vedi questo bello stanzo, qui volts, come chi faceva dal 1600. E qui sono i volts, gli arcs, che venivano lasciati da Vierzo un viaggio, per settiare, fagioi, c'è chi vevo, come gli anscierat, e all'ospito questo meraviglioso mostro di Arlois da Campanile. Al cielo si pensi a che chi dismontava gli Arloi, si lavo dal Montenegro, in Dalmazio, in Istrio, a portare questa capolavoro qui, una roba veramente più unico che raro. Ecco, gli orloi che vengono in questa stanza sono gli orloi più vecchi della nostra storia, che nascono nel 1600, seconda metà del 1600, e sono orloi completamente in ferro forgiato, quindi praticamente ogni tocca le viene costruita a mano e quindi si partì da una barra di ferro per costruire una ruveda, ogni ruveda praticamente si dopo costruì l'ingranaggio, tutti i vari denti della ruveda, quindi era un'opera d'arte che richiedeva per la costruzione alcuni mesi, quindi è un'operazione meccanica, di artistica, di grande precisione e capacità tecnologica, perché praticamente una roveda accompagna di un'altra, ogni roveda ha una sua storia a sé stante. E che si orlogi qui sono diffusi in tutta la parte sia friulana, sia la regione nostra, ma soprattutto Istria, Dalmazia, Montenegro, fin ad arrivare alle isole di Creta. E al CEO che stampa i 300 anni di storie solari, e vi ho domandato il patrocinio dall'UNESCO come patrimoni. Per me personalmente è una roba che veramente è validissimo per far conoscere a tutto l'ingegno di un paese di alto mondo. Soprattutto si arriva a far capire che sono cambiate le professioni dell'arte orologiaia nei secoli, c'è molto che costruiva praticamente nel 1600 e 1700 orologi, per poi dopo cambiare nel 1850 con le prime costruzioni usando la macchina utensile, cioè il tornio e la dentatrice, per dopo passare all'orologeria elettrica, per arrivare poi all'orologeria elettronica e all'informatica di VE. Quindi noi continuiamo una storia di evoluzione di misura del tempo enorme, completando praticamente tutto l'arco della misura del tempo. Allora, che trio Arlois da Campanile o da Tor o da Campanile dal 1600 che chi vedi dopo c'è coventavine e c'è periodo sono stati fatti. Allora, questi orologi qui praticamente sono gli orologi di chiesa, che noi chiamiamo orologi domestici, che abbelliva le bellissime case dei Chiarnieri, cioè i grandi palazzi in Carnia, tipo Linusio, praticamente aveva all'ingresso un'esposizione di un orologio, di primi orologi domestici, che erano orologi che noi chiamiamo orologi pesarini, cioè perché caratterizza proprio l'identità di Pesaris come tipologia costruttiva. Questa tipologia costruttiva è derivata praticamente da una pari tecnologia costruttiva che si esercitava in Foresta Nera e nell'Alta Austria, dove praticamente questa regione alpina hanno ricevuto i primi orologi come esempi costruiti in Lenk in Slesia, e quindi i Kramar hanno portato un orologio in Lenk e i Pesarini si hanno trasformato orologio in Lenk in orologio in Fier. La stessa roba è succeduta in Foresta Nera, la stessa roba è succeduta a Karstein in Austria, e queste hanno congiunto come storia a una storia alpina, e quindi rientriamo in ciò che noi chiamiamo l'arco alpino orologiaio valorizzato come UNESCO. Al CEO non arloi svizzeri, anche arloi pesarini. Che per noi è l'identità, cioè noi abbiamo un legame affettivo dell'orologio pesarino. Infatti mio papà
hanno fis, a ognuno di noi fis, ha costruito lui personalmente l'orologio pesarino. E sin sempre tal museo, uno bieleccio, uno maraveo, hanno fatto da sfons la bielo fotografia di Umberto Antonelli, farmacista di Enemonge, fotografo per passione. E quando la famiglia Solari ha preso al vocente, al facevo caquarloi speciale, acclamava Antonelli a fare fotografie, a fare il catalogo. E al feo Solari al dicevo, brava lei al che c'è, ma le chiar. Ma sal tornasse Antonelli, a vedere la sua fotografia ingrandidos, tal museo dall'Arloi, cosa c'è contento che sares. Al ceo. Sì, noi vi invitiamo a una roba bella che queste fotografie di Antonelli sono diventate patrimonio di Furlan e sono registrate presso l'archivio ERPAC e quindi praticamente questa tecnologia, questa storia viene raccontata come a livello proprio storico, come culturale. E in questa stanza qui viene il passaggio dall'orologio costruito come arte fabbrile alla costruzione dell'orologio costruito con le macchine utensili. Quindi praticamente qui vengono le prime macchine utensili che hanno consentito di produrre l'ingranaggio con la dentatrice, ma non solo la dentatrice, i solari sono dotati di una capacità tecnologica innovativa che era la fusione del metallo e quindi hanno prodotto le ruote dentate, cioè con l'ottone e con il bronzo, e quindi praticamente questa è stata un'evoluzione tecnologica incredibile che partì da Giovanni Battista Solari, che visitante la Fiera Internazionale in Francia del 1867 alla Tiatat, che viene chiamata la piattaforma per dividere e costruire gli ingranaggi, alla portata come coppia a Pesaris e la fa da costruire alle Officine Riunite di Trieste, quindi ha chiesto di costruire un legame fra Pesaris, Trieste e la Francia. Quindi la Francia andava all'innovazione tecnologica, a Trieste era nascita l'industria per produrre le prime navi e i Solari aveva rapporti con Trieste, quindi significa che i Solari aveva rapporti stretti con Trieste, ma Entia aveva rapporti con Udine, perché era Miss dell'ingegnere che l'insegnava all'Istituto Regio di Udine, che l'ha portato le novità tecnologiche ai solari. Insomma, al CEO, i solari, hanno girato il mondo, stanno fersi a Pesaris. Era ok che giravo a portare gli arlois, a mettere tutte le campanile, che chi stava qui, ma chi brevettavo e chi giravo tutto il mondo stesso. Sì, dopo che tipo di cultura, che io chiami la cultura itinerante, è la cultura che noi vi ricavate dai cramars. C'è che secondo me non caratterizza noi chiarniei, alle che si abituati a in giro per il mondo, a imparare i misteri e chiamava va a rubare il mistero, impara e partelo in chiesa. I solari dimostra con i passaggi tecnologici che d'ora e cattura nei paesi più avanzati e porta questa tecnologia a Pesaris e la valorizza, diventando lo stesso inventori di nuove tecnologie. Questo è un fenomeno eccezionale perché significa imparare, ma anche sviluppare e creare nuove idee. E questo è tutto scritto in un libro di Menegon Maria Grazia, in cui dopo 150 anni l'io ha accettato i documenti e gli l'ho in Dalmazio, in Istria, dal Montenegro, a vedere che questi arlois campanili e a tirare fuori tutti i documenti originali, in cui gli arloiars, la nostra inte la voiù, si presentavo e la zona non era scioro e facevo dimessos. Ecco, questa solidarietà, un grumbielo che come è continuo anche con Sofradi. Sofradi, il vescovo Tito Solari, che è in Bolivia. Hanno centro qui a Lois, ma c'è che rivenire di lui. Sì, in mio fratello l'ha avuto portato da mio papà al feo,
io l'ho costruito da lui, che lui ha disegnato l'Espon, che l'ha utilizzata a sua casa, che l'ha in Bolivia, e quindi ha fatto un riconoscimento praticamente proprio affettivo, forte, fra la sua origine e il suo e la sua missione. Arloi solidarietà e che Ciampano, Don Trevegni al CEO. Ecco, la Stiampana praticamente è un collega con Forni a Voltri, perché a Forni a Voltri nel secolo del 1400, andava a una competenza di lavorazione del rame, e quindi da lì, da questa competenza che è stata portata da Biringuccio a Forni a Voltri, la che andava a l'arte della fusione della ghisa, ha consentito ai nativi di Forni a Voltri di là tal monte a costruire aziende che costruiva campane. Noi veniamo in Samassa di Forni a Voltri, che io vengo a Tazza Lubiana, che hanno praticamente, che aveva costruito la costruzione più grossa in Europa di fonderia, ma anche di altri tipi di oggetti in rame, e io vino a Pesaris, perché Pesaris ha imparato la tecnologia fusoria da Forni a Voltri, cioè il fatto che a Pesaris sono nasciuti i bronzini vuol dire che la competenza nostra a partire da Forni a Voltri. È considerato che io sono proprio dal For e ho avuto la fortuna di là a Lubiana, dove ero la fonderia de Stiampanos de Fameo Samassa, e starono roba veramente emozionante. Ora di voi a Lubiana e la chiesa di Samassa che per 200 anni hanno fatto Stiampanos, alla regione Alceo, l'unico paese, le origini, mondo all'avanzo. Nulla che Biringuccio e facevo, scigliavavo rama, scigliavavo un grum di metai perché smonta dal navanzo. E tornando a Samassa, ho veduto tantos gligios che sporto la Stiampanos di Samassa e tanti candileri, tantos rubos. E bielo questo sintonio. Forni a Voltri, la Val Pesarino, tampardì l'ingegno dei Nestroini. Allora, dopo 200 anni di storia, i rivinte tecnologie al CEO. Allora, a chi vim le ultime invenzioni dei fameo solari. Sì, partendo dall'orologio monumentale di Napoli, delle poste di Napoli, che era un orologio monumentale con altezza di caratteri da 2 metri e da 60 centimetri, cioè ore e minuti, i passin agli orologi invece simpi a lettura diretta, che è un'invenzione della Solari, che costruisce gli orologi a scatto di palette che vengono praticamente come mercato, il mercato delle banche, delle assicurazioni, delle ferrovie, cioè e anche delle abitazioni, cioè degli uffici. Quindi entri in ciò che noi chiamiamo l'orologeria industriale. E la caratteristica che ci attinga qui raccontata è la costruzione, l'invenzione del primo orologio perpetuo calendario. Cioè il primo orologio perpetuo calendario l'ha costruito Simpi Remigio, un'invenzione brevettata anche negli Stati Uniti, il quale arriva ad aggiungere l'informazione oraria, l'informazione del giorno della settimana, del mese e quindi praticamente dell'anno. Che tipo di il giorno del mese è un giorno difficile da calcolare perché praticamente ogni 4 anni noi veniamo l'orario, sì, i 28 giorni il bisestile, no? E quindi praticamente questo è il chiamato orologio calendario perpetuo e è un'invenzione brevettata nel mondo intero. Da che tipo di progetto qui del calendario si passa al primo teleindicatore, in quanto un capostazione di Genova alla detta i solari, ma se trovate si rivai danno l'indicazione del treno, dell'ora di partenza, del binario, e rivenga a costruire un'indicazione di messaggio di partenza e arrivi utilizzando questo tipo di tecnologia.
E da che tipo di contatto che hanno avuto con Genova sono stati costruiti nel 1956 il primo orologio teleindicatore che è la messaggistica a orarie e partenze, che ha praticamente rivoluzionato il mondo intero, perché da che tipo di progetto lì è nasciuta l'esplosione dell'orologeria messaggistica a livello mondiale. Ma Alfeo, c'è fieti fase che brevet partit dei tiontenazza a Pesario e vigno adoprato in tutto il mondo. Ma mi emoziono, lo sai te? Sì, per noi questa storia qui non emoziona ogni dì, nel senso praticamente che noi siamo affascinati con chi io dico orloi lo virgin, io dico i meccanismi, io dico c'è molto che remigio l'arrivata a calcolare praticamente il giorno bisestile e il numero l'ingombro che è arrivato a costruire, e questo qui noi lo calcoliamo il primo calcolatore meccanico che misura i giorni del mese. Quindi è una costruzione di capacità di calcolo che noi vuoi fare attraverso un computer, che lui è riuscito a costruire meccanicamente. E per finire questo giro di questo museo speciale in Chiaso de Pesa, una costruzione del 1600, viene molto da dire, viene da contare, c'è messaggio viene da dare, e gioventù, e scolaresco che viene chiattato in Chiavuio, e che questa produzione continui, e continua qui a Pesario come che viene veduta a Udine. Sì, noi praticamente per contare questa storia qui attraverso una scuola si avvierte dei rapporti di collaborazione con il Fermo Solari, che praticamente oltre che vede il nome di Solari perché rappresenta la storia nostra, assieme a loro vi fatto l'anno passato un progetto di costruzione di un orologio a scatto di palette proprio per far conoscere ai giovani e ai studenti che si costruisce un orologio usando le tecnologie di VE. Quindi vi manteniamo la paletta che è il simbolo dell'orologeria nostra, nativa, cioè il simbolo, l'iconico, noi la chiamiamo l'icona della misura del tempo che è valida in VE a livello mondiale. Però vi involuto che praticamente i giovani e affronti usando le tecnologie di VE, c'è che si può costruire un orologio mantenendo l'identità dei nostri territori. Allora il messaggio è che se la biblioteca a chi da Prat è intitolato ai Solari, la scuola di Tumiece ai Solari, spero che anche il museo c'è l'intitolazione come di farlo proprio per i Solari, chi viene a chi, perché il paese dei tristims, e viene a basta prenotare, e viene il comune, un gruppo che si dà da fare per far conoscere questa realtà. E dici mandi, dici che se il nonno non conto, l'uno è vuoto non ascolto, la glan si rompe, ma questa glan è continua in tutto il mondo. Sì, noi desideriamo praticamente questo tipo di cultura che viene letta in termini trasversali, che coinvolge tutti i pesarini, quelli del nostro canale, perché vi invuti inventori lungo il paese e anche in altre valli nostre vicine che hanno lavorato sia la Solari sia in Svizzera, poi sono rientrati a Pesaris, che hanno ricevuto la passione dell'orologeria e che hanno dimostrato lungo il percorso di Pesaris che questa capacità tecnologica esiste, è valida, e quindi noi vogliamo che si ripeti nelle nuove generazioni.